bellezza, per la sua spontaneità, per la sua creatività, per la sua mancanza io l'ho visto, sinceramente posso testimoniare, anzi lo giuro se c'è qualcosa, certo. La compagnia di Calza gli antichi sono delle persone che sono libere e non hanno a che fare con nessuna, certo, con nessuna esatto. Pertanto, invece di essere aiutati, sono stati sempre ostacolati. Ma va bene. Noi abbiamo avuto anche abbiamo avuto dei nemici. Va bene, ma questo... Allora, comunque è giusto che noi possiamo reclamare un posto, diciamo, per poter esercitare anche questa prossima esame, avendo anche delle idee che, nonostante tutto, ci sono dei cervelli che funzionano. Esattamente, questo è un buon punto. Va bene, anche il mio. Grazie. Infatti Carlo Bullo ha toccato proprio un argomento importante che è, diciamo, uno dei fondamenti della riunione di questa sera, che sono i cervelli. Sì. Puoi spiegare un po' meglio a tutti quello che ha il circolo, cosa succede nel circolo? Che intenzioni ha gli antichi nel circolo? Di fare come un circolo? Che cosa nel circolo? Allora, nella nostra visione visionaria, il circolo degli antichi è un luogo dove, parlo proprio a livello semplice, dove c'è una bellissima cucina che voi entrate e lì si fanno dei mangiari meravigliosi. Poi c'è un banco tipo bar con tutte le tavole intorno dove i soci possono andare al pomeriggio, quando si sentono oppressi dalla noia della vita, insieme con gli altri soci del circolo degli antichi, si siedono lì e parlano amabilmente, oppure leggono un libro, oppure navigano su internet, bevono il tè, qualcuno beve anche del vino o del whisky, di quelli buonissimi, capito? Poi la sera invece, il venerdì e il sabato, ci sono delle cene a tema che si sviluppano nell'arco di tutte quante le settimane dell'anno, perché la sede del circolo degli antichi è anche sede dell'Ateneo della cucina veneziana, di cui io sono presidente, scusate per l'interruzione, ma che è un luogo dove si sviluppa la storia della cucina veneziana, i suoi raffronti con le cucine di tutto il mondo e gli sviluppi moderni della cucina. Benissimo. Questo è per quanto riguarda l'aspetto convisiale. In questa sede si tengono settimanalmente dei corsi che possono essere, per esempio, una cosa importantissima, dei corsi di informatica per anziani di età e anche anziani di intelletto, che tenuti dal nostro maestro Paolo Dennaro, il quale spiega come si fa ad usare il computer in un modo migliore di quello che solitamente si usa. Sono corsi obbligatori, mi sottolinea giustamente, sono corsi obbligatori perché gli antichi hanno bisogno di diffondere le proprie idee sul web, e ormai purtroppo è necessario usarlo, anche perché era moderno negli anni 90, adesso siamo nel 2014, quasi a metà. Scusa, se qualcuno volesse fare qualcosa con il circolo, insieme al circolo. Sì, ci sto arrivando, grazie per così. No, perché... No. Sono partito dal bar. Bisogna partire dall'inizio. Nel circolo degli antichi si ospitano delle mostre che possono, e si ospitano, diciamo velocemente, si ospitano delle mostre e si ospitano dei festival di vari tipi di arte, che possono essere pittura, scultura, performances, come dicono adesso, può essere teatro,
può essere qualsiasi cosa che qualcuno che magari gli piace quello che noi facciamo dice: ma che bella questa roba che avete messo su, io posso fare una mostra delle mie fotografie che mi sono fatto tutte le mattine, che mi sveglio e fotografo il mio gatto? Ma certo! Ma perché voi non fate un festival in cui si vedono tutte le inquadrature dei film fatti a Venezia, le più ridicole di tutte quante? Ma certo che lo facciamo! Questo è lo scopo, per cui non è una cosa che noi facciamo solo quello che vogliamo noi, è una cosa che è aperta anche a quello che gli altri vogliono fare, e che se il progetto rimane all'interno di questa grande follia si può manifestare.